La app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda la rassegna stampa. Per Vittorio te la linea. Ciao Lorenzo e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori che amano e difendono la libertà, nonché difendono il sacrosanto diritto di ogni Stato sovrano alla difesa, alla salvaguardia dei propri confini. Ebbene sì, oggi sabato 21 dicembre, dopo la decisione di ieri del Tribunale di Palermo che ha assolto il vice premier e segretario federale della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio al processo per la vicenda della nave della ONG spagnola Open Arms, possiamo affermare, assieme anche a Bruno Vespa che lo scrive oggi sul Resto del Carlino, che c'è un giudice a Palermo e questo giudice è un giudice coraggioso. E proprio ieri sera da Bruno Vespa nel suo programma 5 minuti Matteo Salvini ha ribadito che fermare l'invasione non era un reato. Accolta dunque in pieno la linea dell'avvocato Giulia Bongiorno che aveva chiesto proprio l'assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, ex articolo 530 del Codice di procedura penale. E come ha affermato ieri il nostro direttore di Radio Libertà, Giovanni Salusti, proprio su queste magiche onde, l'assoluzione di Salvini è un momento di primo piano, di rilievo, perché ripristina i fondamentali, l'ABC dello Stato di diritto. Da oggi possiamo sperare in una più normale convivenza tra potere politico e ordine giudiziario. Ma probabilmente era un processo che non sarebbe nemmeno dovuto partire, come hanno scritto anche Tommaso Cerno, Mario Secchi, Maurizio Belpietro, e infatti analizzeremo i loro editoriali, come anche quelli dei detrattori, che chissà, viene da pensare quanto stanno rosicando. Penso appunto ai vari Marco Travaglio, Massimo Giannini, Marcello Sorgi, e infatti poi ci soffermeremo anche sui loro editoriali, ma soprattutto poi sull'intervista che ha concesso per il Tempo il sottosegretario agli interni, sottosegretario leghista Nicola Molteni. Naturalmente poi ci collegheremo anche con Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina su queste magiche onde per Te la rido io l'America. Con lui commenteremo e analizzeremo proprio questa decisione di ieri e poi ovviamente oggi ancora più spazio ai vostri interventi, alle vostre riflessioni, proprio perché deve essere anche un momento di condivisione per questa comunità, ovviamente di condivisione di una anche certa felicità per quello che è successo ieri, vista comunque una decisione di buon senso che ha ripristinato la legalità e lo Stato di diritto. Quindi potete sempre intervenire chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finali, oppure potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Mi raccomando, quindi non superate il minuto, massimo 90 secondi nelle vostre chiamate, anche se oggi effettivamente verrebbe voglia, no, di trattenersi ancora di più ed esprimere la propria gioia e la propria felicità per questa decisione, ma ecco, restate sempre in questo limite in modo proprio da consentire al maggior numero possibile di ascoltatori di tenere i loro interventi e ovviamente se un intervento dovesse superare i 90 secondi poi saremo purtroppo obbligati a sfumarlo. Potete sempre seguirci quindi dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma ovviamente anche dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega e dal nostro nuovo sito internet che con la sua nuova veste grafica ed editoriale è sempre aggiornato, un vero e proprio giornale online. E naturalmente potete seguirci anche dalle app di Radio Libertà e quindi per entrambi i principali sistemi operativi, quindi iOS e Android. E per concludere questa panoramica sui social potete seguirci anche da YouTube. Vi rinnovo anche poi l'invito sempre ad abbonarvi, a sostenerci, quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora vedete, iniziamo subito con la prima pagina di Libero che commenta questa decisione indicando gli sconfitti. Salvini batte i giudici e la sinistra. Open Arms, il fatto non sussiste. Come aveva chiesto appunto il legale, la legale di Matteo Salvini, l'avvocato Giulia Bongiorno, il leghista vince il duello con chi voleva eliminarlo dalla scena politica.
Voi vedete, se ne occupano Fabio Rubini, Francesco Storace, Pietro De Leo, Tommaso Montesano, Claudia Osmetti, assolto, fegati spappolati tra i suoi nemici. E a proposito di spappolamento, no, dicevamo, poi leggeremo anche gli editoriali dei detrattori che appunto stanno rosicando e adesso stanno sostenendo, ah sì, così Salvini perde la possibilità di passare per vittima, per martire. E questa insomma è la loro arrampicata sugli specchi. E soprattutto per esempio di Massimo Giannini, poi lo leggeremo, ma di Massimo Giannini dobbiamo registrare anche questa figuraccia, vedete, sul gruppo partigiano, perché ha mollato quella chat 25 aprile antifascista che aveva fondato proprio lui. Se ne occupa Daniele Capezzone, vedete, immaginate un fiammeggiante capo de Pasdaran che improvvisamente mandi a quel paese i suoi stessi miliziani compattamente schierati davanti a lui. Oppure immaginate un imam che concluda la preghiera del venerdì facendo il gesto dell'ombrello ai fedeli che erano appena stati infiammati dal suo stesso discorso. Ed è quello che appunto sta capitando in questa chat, perché Giannini ha mollato così all'improvviso i suoi accoliti. Pare appunto per le divergenze sul grande tema di Israele e della lotta all'antisemitismo, poi leggeremo le divergenze che sono nate tra Parenzo e Rula Gebral, che ovviamente invece no, continuava ad attaccare lo Stato di Israele e a sostenere che stia compiendo un genocidio in Palestina. L'editoriale di Mario Secchi, prima lo stavamo citando, è uno dei tanti editoriali che giustamente ricorda sì, è stato assolto, ma probabilmente questo processo non doveva nemmeno partire, quindi la colpa prima ancora è degli ex alleati traditori dei vari Conti, ma poi anche dello stesso Renzi, che votarono l'autorizzazione a procedere. Una vicenda che poi si poteva chiudere anche prima, magari con una sentenza di non luogo a procedere, come era successo per il caso Gemello, no? Analogo della Gregoretti, vi ricordate? Anche su questo ci torneremo. E allora Mario Secchi scrive: la soluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms non dimostra che la giustizia funziona. Questo sarà il mantra di Torquemada del PD e del Movimento 5 Stelle, che hanno bisogno di un colpo di spugna sulla loro coscienza. E giustamente i Torquemada del PD, perché poi sentiremo, no, anche altre riflessioni e considerazioni che dicono il PD scarica anche i suoi leader quando vengono indagati, come ricevono un avviso di garanzia, quindi proprio completamente sottomessi ai diktat, alle indicazioni delle procure, perciò i Torquemada. Al contrario, il verdetto su Matteo Salvini è la prova della devianza di una parte della magistratura rispetto alla Costituzione. L'abnorme caso che è stato costruito sull'operato di un ministro che aveva il diritto-dovere di contrastare l'immigrazione illegale è la prova dell'invasione di campo delle toghe nello spazio della politica. È il sigillo sul punto di non ritorno. Quel processo non doveva neppure iniziare. L'esito finale apre un nuovo capitolo sul tema della giustizia giusta e della lotta ai trafficanti di esseri umani. Questa storia diventa inevitabilmente uno spartiacque, impone una riflessione sul ruolo della magistratura e la degenerazione della lotta politica, sollecita una risposta concreta del Parlamento e del governo sul piano proprio delle riforme. Salvini si è difeso nel processo e non dal processo. Lo ha compiuto con un grande senso delle istituzioni e con coraggio. Ma tenere un leader politico e un uomo innocente appeso a un procedimento assurdo è un'operazione kafkiana che può accadere solo nei regimi dove non esiste la separazione dei poteri, non in una democrazia. È giustamente no, l'aggettivo kafkiano proprio per indicare questa assurdità, questa mostruosità. La condanna di Salvini sarebbe stata una enormità insostenibile per le istituzioni. La sua assoluzione è un verdetto di colpevolezza contro chi ha usato l'arma giudiziaria per abbattere l'avversario. E quindi ovviamente il riferimento è alla sinistra e ai tanti ex alleati, traditori, rinnegati che condividevano quelle scelte, che erano lì al governo, che avevano appoggiato questa linea e che poi nelle interviste, vi ricordate, Conte e Toninelli rivendicavano anche i risultati di questo contrasto all'immigrazione, dicevano ah sì, se Salvini riesce ad azzerare gli sbarchi, diceva Toninelli, è perché io sono il ministro dei trasporti, delle infrastrutture, mi occupo dei porti, cioè a questo livello. E poi
durante il processo diceva non ricordo, non so, oppure hanno cercato dopo di sconfessare e smentire clamorosamente. Ma questa notizia si collega ad un'altra notizia che viene dalla Germania, perché giustamente Matteo Salvini ha sempre detto: io ho cercato di fermare l'invasione, ho cercato di impedire lo sbarco di chi poi, guarda caso, una volta che arriva in Italia, si dà la macchia, scompare, inizia a commettere reati, spaccia, ruba, uccide, commette attentati terroristici. Guardate che cosa è successo in Germania. Appunto, torna la paura in Germania, almeno 2 morti e 68 feriti, islamico che compie una strage al mercatino di Natale. Auto si lancia a tutta velocità sulla folla a Magdeburgo, catturato l'attentatore saudita. Qui appunto articolo a firma di Andrea Morigi e su questo potremmo continuare citando i tanti casi appunto di cosiddetti richiedenti asilo, di immigrati clandestini che sbarcavano, poi nella neolingua orwelliana si devono chiamare migranti, non si possono appunto definire immigrati, che sbarcavano e che poi si sono resi protagonisti di questi atti efferati. Una BMW nera che si lancia a tutta velocità tra la folla e travolge i passanti. Un video di pochi secondi mandato in onda da TV e siti web che descrive quegli attimi di terrore meglio di qualsiasi cronaca. Un primo bilancio parla di 11 morti, ma le autorità in serata diranno 2 vittime, di cui un bambino e 68 feriti dopo che l'auto è piombata sui visitatori del mercatino di Natale alle 19:05 di ieri a Magdeburgo, nell'End della Sassonia-Anhalt, in Germania, seminando il panico. Il sito di notizie Volksstimme descrive la dinamica dell'attentato, il SUV nero che svolta in direzione dell'Altermarkt. E quindi verrebbe da dire un copione già visto, questo degli attentati terroristici nel periodo natalizio, prendendo di mira poi proprio dei mercatini di Natale. Poi invece il voto sul DDL sicurezza interviene, guardate qui, il Consiglio d'Europa che vuole impartire ordini ai senatori italiani. Di questo appunto se ne occupa Pietro Senaldi a pagina 12, poi ci riandiamo, ma vedete anche il caso poi del concertone di fine anno a Roma con Gualtieri che si ritrova praticamente da solo, scaricato da tutti gli artisti, perché poi dopo aver rifiutato la possibilità di far tenere il concerto a Tony F, verrebbe anche qui da dire: caspita, dobbiamo scegliere tra Gualtieri e Tony F, che bella scelta che ci ritroviamo di fronte. Vabbè, però ecco qui, Gualtieri che praticamente adesso deve capire cosa fare, come organizzare, questo fine anno a Roma, e Tony F che invece ha organizzato una sorta di suo controconcerto con prezzo calmierato, e su questo appunto scrive Salvatore Dama: "Lo show anti-PD di Tony F è tutto esaurito, il 31 dicembre tombolata a casa Gualtieri, al massimo un ramino o un 7,5. L'ipotesi di rimettere in piedi il Capodanno al Circo Massimo oramai è appesa a un filo. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, il comune annuncerà l'annullamento dell'evento. Nato storto e finito peggio. La cancellazione della performance di Tony F, accusato per i suoi testi sessisti, ha provocato una serie di effetti a catena che il sindaco di Roma evidentemente non ha saputo gestire." E poi l'altra grande notizia che riguarda noi europei, sulla base delle dichiarazioni di Trump riguardante, ecco, le spese per la difesa, Trump che presenta il conto agli alleati in armi, il 5% del PIL oppure fuori dalla NATO. E appunto su questo scrive Maurizio Stefanini a pagina 16, e poi all'interno di Libero vedete tutte le altre notizie, i risparmi sugli interessi, quindi spread giù. Questo è un regalo da 17 miliardi perché ovviamente lo Stato non deve pagare interessi poi così alti. Condannato per le Covid card De Luca, stangata da 600.000 euro, danno erariale riconosciuto dalla Corte dei Conti perché non poteva emettere una sorta di clone con queste smart card della regione Campania. Quindi De Luca che critica tanto l'autonomia differenziata, che si divertiva, vedete, no, a fare l'autonomista, l'indipendentista, quello che compiva delle scelte autonome in barba appunto alle indicazioni dello Stato centrale. Su questo scrive Simone Di Meo, e poi invece la canzone snobbata, questo per lo spazio cultura e musica,
Guccini, Giovanotti, lite senza gloria. Ma allora, a proposito di Libero, io appunto andrei un attimo a leggere anche qui la riflessione proprio di Daniele Capezzone su invece quest'altro scontro, o meglio, questo abbandono di Massimo Giannini, della sua chat, della sua creatura. Allora andiamo un attimo a pagina 12, poi ovviamente ritorniamo sulla notizia del giorno, che è questa assoluzione per Matteo Salvini, e ovviamente andando avanti su tutte le altre testate. E allora eccoci qua, vedete qui che figuraccia, Giannini molla la chat 25 aprile e abbandona l'esercito che aveva creato, i partigiani virtuali. Questo appunto segue dalla prima pagina, ecco, tutto questo è nulla, citava prima, no, Capezzone, che diceva: "Immaginatevi la scena di un imam che prima ha radicalizzato i suoi fedeli, li ha infiammati, li ha esaltati, li ha magari incitati alla guerra santa e poi li molla, li abbandona a se stessi. Tutto questo è nulla davanti al dramma di Massimo Giannini, psicodramma, che abbandona la gloriosa chat 25 aprile da lui stesso fondata. Trascrivo qui, trattenendo la commozione, il ferale messaggio del fondatore a fondatore, trapelato ieri sui canali social. Amiche ed amici, con grande dispiacere e rammarico vi informo che dopo quest'ultimo messaggio lascio questa chat. L'idea che l'aveva fatta nascere era un'altra, ma constato che nel tempo si è irrimediabilmente perduta, sicuramente anche per responsabilità di chi l'aveva lanciata, quindi del sottoscritto. Ma per quanto mi riguarda, mi fermo qui. Auguro a tutti il meglio per oggi, per l'anno nuovo e per sempre. Sbam! Lasciando tutti come minimo percossi e attoniti. Voi capite che siamo a uno spartiacque, a un passaggio tipo avanti Cristo e dopo Cristo, commenta qui sarcasticamente Capezzone. Il 25 aprile era nata una chat, i perfidi la chiamarono subito Bella Chat, che doveva rappresentare l'avanguardia della nuova resistenza, il vivaio delle future staffette partigiane antimeloniane. Mica pizza e fichi, roba grossa, seria, giornalisti, politici, banchieri, le migliori menti della sinistra, una tempesta di cervelli più qualche inevitabile neurone sparso e sperso. E qui si sprecano appunto i giochi di parole, no? Tra bella ciao, bella chat, i neuroni sparsi e spersi. Prudentemente i più saggi se n'erano già andati il 26 aprile, a ricorrenza passata, altri hanno presto iniziato a beccarsi come nella più coatta delle riunioni di condominio, ma la causa, anzi la causa, quella con la C maiuscola, era troppo grande per giustificare qualsiasi defezione e lui, Giannini, era sempre rimasto lì, alto e solenne, a ricordare a tutti l'altezza della posta in gioco, la sfida esistenziale a Del Mastro, la contesa storica con Lollobrigida, il regolamento di conti pluridecennali con la Russa. Per quanto mortificante fosse la quotidianità dei progressisti italiani, del popolo rosso, rosé, fucsia, vedete qui quante declinazioni cromatiche, quella chat era un punto di riferimento etico e politico, un frangiflutti tra le onde, una bussola. Ogni giorno, come nella titolazione di Repubblica dei giorni più barricaderi, uno schiaffo, una sfida al governo, una sinistra che insorge, una riscossa morale all'orizzonte. Poi all'improvviso la luttuosa breaking news di ieri, gli 866 membri che sono rimasti ancora lì ad attorcigliarsi nel dolore e nell'incredulità. Massimo se n'è andato, è uscito dal gruppo. I maligni cercano spiegazioni razionali, ipotesi A. Sfumata la direzione di Repubblica, il cane nero della depressione politica si è fatto sentire, inducendo Giannini all'insano gesto autolesionista. Ipotesi B, cumulabile con la probabile Pax, ammesso che duri tra Elkann e Palazzo Chigi, rischia di ammosciare i cannoni mediatici del gruppo Gedi e Massimo è attapirato. Ipotesi C, in un soprassalto di razionalità, in un sussulto di lucidità, Giannini si è semplicemente rotto le scatole per non leggere altro, come invece ha scritto appunto Capezzone. Tornano alla mente, scusatemi, gli immortali versi del poeta Dylan Thomas: Somebody's boring me, I think it's me. Qualcuno mi sta annoiando, penso di essere proprio io, quel qualcuno, no, che sta annoiando me stesso. Ecco, Massimo deve essere giunto all'autosbadiglio, al latte che viene alle sue stesse ginocchia, alla botta di un sonno autoprocurato. E per una volta non gli si può dar torto.
Sì, evidentemente anche loro si sono stufati con questo antifascismo di maniera, con questa resistenza prolungata ad oltranza contro appunto il centrodestra. Ma io mi fermo un attimo perché veramente sono arrivati tantissimi messaggi e allora li iniziamo a leggere prima della pausa, che sono già le 8:25. Allora, vedete, ci arriva un messaggio per esempio, da Sondrio, da Clara da Sondrio: "Felice constatare che ancora ci sono dei giudici che sanno compiere il proprio lavoro onestamente". Esatto, ben scritto Clara, e poi su questo ci torneremo perché tanti oggi l'hanno scritto, l'hanno affermato. È una sentenza che dimostra quello che poi spesso, no, la Lega e il centrodestra ha sostenuto, che la gran parte dei giudici è composta da professionisti seri. Il problema è rappresentato da quel gruppo, da quella nicchia militante che vuole poi egemonizzare la magistratura e che soprattutto vuole utilizzare il proprio potere giudiziario per abbattere, rovesciare l'esecutivo, il legislativo quando sono di un altro indirizzo politico, perché sappiamo che quella minoranza militante di nicchia agguerrita nella magistratura obbedisce a una determinata corrente, a determinate logiche ed è schierata a una sua collocazione marcatamente ideologica a sinistra. Francesco invece che ci scrive: "Finalmente Salvini la finirà di fare la vittima predestinata e magari si occuperà delle ferrovie, strade e tutto quello che concerne il ministero". Ci scrive Francesco. Eh no, Francesco, qui ti sbagli, perché veramente con questo messaggio ricordi quello che un po' hanno scritto i suoi detrattori, adesso ci andiamo, l'abbiamo citati, cioè che questa sentenza adesso gli impedisce di recitare la parte della vittima. Non è che lui la stesse interpretando, era oggettivamente perseguitato. L'hanno riconosciuto tutti, la gran parte degli italiani, anche poi l'avete visto nelle rilevazioni demoscopiche, diceva: "Sì, è assolutamente ingiusto. Noi l'avevamo votato per questo, gli avevamo concesso una fortissima investitura popolare". Vi ricordate veramente il clima da stadio, l'atmosfera con cui lui era sostenuto, appoggiato, una mobilitazione totale in quell'anno lì di governo con i grillini, proprio perché, tutti erano entusiasti e dicevano: "Ce l'ha promesso in campagna elettorale dei porti chiusi del contrasto all'immigrazione, caspita, in 1 anno guardate come sta rispettando il mandato elettorale, guardate che cosa ha realizzato", contro tutti i poteri forti. E riguardo Francesco quello che ci scrivi, ecco, per, il suo ministero, ferrovie e strade, ma avete visto quante infrastrutture sono state riaperte e soprattutto la guerra che deve, combattere, che si è praticamente sempre in trincea contro un sindacato che ha deciso, appunto lui, di scatenare la guerra contro Matteo Salvini e di proclamare e indire questa valanga di scioperi, centinaia di scioperi, guarda caso poi quasi ricorrenti ogni venerdì, ogni fine settimana, pur di creare disagi, pur di poter scatenare il putiferio contro di lui. È quasi sempre un'operazione scientifica, perché come se in quegli anni, vedete il parallelismo, no, in quegli anni le ONG avevano deciso che dovevano dar guerra, dichiarare guerra appunto a Matteo Salvini, perché era lui il rappresentante della politica sull'immigrazione, quindi dovevano creare caos, scompiglio e far arrivare tutti gli immigrati lì, perché poi la Bongiorno l'ha dimostrato nel processo e ha convinto i giudici: "Guardate che noi abbiamo fatto tutto il possibile, avevamo dato le indicazioni, potevano andare a Malta, potevano andare in Spagna, la nave era un'ONG spagnola, perché non sono andate lì? Ci siamo messi a disposizione per aiutare, per soccorrere quelli che effettivamente stavano male". Perché tutto questo non è stato realizzato? Perché loro avevano deciso scientemente di sabotare e boicottare la nostra politica e cercare di portarli sempre lì. Poi invece ci scrive, per esempio, vedete, Marco da Milano: "Il fatto che sia stato criticato anche Elon Musk perché ha sostenuto Salvini, definisce l'assolutezza politica di questa pagliacciata giudiziaria e non l'inesistenza del crimine imputatogli. Contemporaneamente ci racconta la bontà delle nostre idee". Esatto Marco, proprio così. E avete visto, Elon Musk quanto sia stato poi demonizzato, criminalizzato, che poi lui è riuscito a trasformare questo X, ex Twitter, in un luogo di confronto democratico, e siccome si è aperto al pluralismo, siccome sono ritornate, hanno fatto capolino delle idee che prima erano invece censurate e appunto ostracizzate, allora gli estremisti rossi hanno iniziato a dire: "Ah no, è diventato un covo di pericolosi sovranisti, di neonazisti, dobbiamo scappare". Elon Musk, che con molta franchezza, poi lo leggeremo, ha anche detto: "Guardate che la Germania si salva solo se a questo punto
arriva al potere Alternativa per la Germania e subito poi la risposta piccata di Scholz della serie pensi agli affari suoi, e quindi ovviamente i sinistri che stanno impazzendo e poi con questi interventi, tu giustamente Marco hai ricordato Elon Musk che ha ripetuto questo processo carico di Matteo Salvini è un'assurdità. E poi ci arriva un messaggio da Mariela da Caspoggio: dopo le stragi che uccisero Falcone e Borsellino, Palermo si riscatta con coraggio contro le mafie che lucrano anche sul traffico di uomini, riaffermando verità e giustizia. Esatto, proprio così, perché sappiamo, no, tutto lo strapotere di certe mafie, di certa criminalità organizzata nella gestione di questo nuovo traffico di esseri umani, di questo traffico di schiavi, quanto ci lucrano, quanto ci guadagnano, no, con il viaggio, e poi anche magari delle associazioni che sono perfettamente lecite in Italia, ma che poi guadagnano da questo grande business dell'accoglienza dei migranti. E allora Matteo Salvini l'ha sempre detto: io sto qui a contrastare l'immigrazione illegale, ad impedire il traffico di esseri umani, il vergognoso traffico. Evidentemente sono inviso anche a chi ha trasformato questa grande invasione in un mega business. Ma Lorenzo, credo che tu mi abbia ricordato che c'è la pausa, allora ci ritroviamo fra pochissimo dopo il break. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per Vittorio te la linea. Grazie, grazie Lorenzo. E allora andiamo avanti con i messaggi perché sono veramente tantissimi e come immaginavo, poi ovviamente le linee sono sempre aperte, quindi quando volete intervenite anche telefonicamente, perché dicevo questo è un momento di condivisione ma anche di riflessione per tutta la comunità, no, della nostra radio, visto quello che è successo ieri appunto. E allora per esempio ci scrive Mario anche, no? Buongiorno, quanta ipocrisia e falsità anche oggi da certi politici e da certi organi di stampa. Ma come si fa a dire che Matteo Salvini ha lasciato quelle persone in balia del mare quando erano liberi di andare dove volevano ed erano assistiti in tutti i sensi? Anche una persona semplice come me si era resa conto che si trattava di una trappola allestita contro Salvini. Bene il giudice che non c'è cascato. Esattamente Mario, ma appunto tu a questo punto viene anche da dire che ti professi troppo umile quando dici è una persona semplice come me, ma in realtà bisogna solo riconoscere il buonsenso, quel buonsenso che la sinistra del politicamente folle rifiuta e rinnega, perché in ogni caso era evidente, come hai scritto te, che loro erano liberi di andare dove volevano, potevano andare a Malta, in Spagna, l'abbiamo detto. Forse, e anche questo è stato detto, fatto notare, il vero sequestratore è stato il comandante della nave che si è accanito a tenerli lì e che si è accanito a dire io li voglio far sbarcare solo in Italia, perché il progetto, il programma politico era quello. L'obiettivo era creare scompiglio e andare a destabilizzare la politica di Salvini e cercare di arrivare allo scontro e metterlo in difficoltà, perché magari poi sarebbe intervenuto un patronaggio di turno che appunto in conflitto con l'esecutivo avrebbe detto no, c'è l'ordine della procura di farli sbarcare. Altri messaggi, per esempio Cesare che ci scrive, no? Con ovviamente l'immagine sorridente e felice del capitano Matteo Salvini. Assieme ai dirigenti, militanti e gli eletti nelle istituzioni Lega Salvini Premier, auguriamo una buona giornata a tutte le nostre amiche e a tutti gli amici che sono vicini e lontani, festeggiando l'assoluzione giudiziaria con formula piena di Matteo Salvini dal processo di Palermo dopo 5 anni di accuse incredibili e vergognose. Grazie Cesare, tutto vero, ma c'è una chiamata, vero Lorenzo? Allora ci scusiamo per l'attesa. Prego. Pronto? Pronto? Sì, sì. Buongiorno, sono Mario, chiamo da Varese. Sì, sono Ciao, veramente Mario. contento per Matteo Salvini, per tutti, anche perché appunto ha proprio dato adito al fatto che era solo un processo politico contro Salvini, perché è poi una prassi che facevano tutti indistintamente dal colore politico. Una cosa che dovrebbe fare secondo me Matteo Salvini, visto che l'avvocato Buongiorno aveva letto appunto le lettere del Conte, lì, come si chiama, dell'avvocato dei poveri, del popolo, non so come si definisce, che appunto era lui il capo del governo ai tempi, dovrebbe fare degli ingrandimenti e portarlo in aula alla Camera e farle vedere che il personaggio voltabandiera tipico, che sarebbe una cosa, secondo me, per far conoscere meglio la persona, ecco. Comunque
Buon Natale a tutti e sono contento per Matteo. Buona giornata e buon Natale. Grazie, buona giornata, buon Natale a te, grazie per quello che ci hai detto e veramente stanno arrivando tantissimi messaggi che confermano quello che ci hai appena fatto sentire. Un altro messaggio per esempio invece di Ambrogio proprio sul concerto di fine anno. Io infatti prima esordendo, no, leggendo l'articolo di Salvatore Dama, perché tanti stanno dicendo ah sì, quasi povero Tony F, cattivo Gualtieri, questo PD che non riesce ad organizzare a Roma il concerto che fa scappare Tony F e che accusa, no, comunque Tony F di aver scritto, composto testi sessisti. Io prima ho detto, beh, però caspita, se dobbiamo scegliere qua tra Tony F e Gualtieri, non è che veramente sia questa grande scelta, felice scelta. Ambrogio ci scrive, però almeno questa radio la pianti di con sto concerto per i dementi dell'ultimo dell'anno. Basta, basta. Effettivamente Ambrogio. E però appunto prima l'abbiamo letto perché comunque è una notizia che sta, no, ricevendo la sua rilevanza, la sua risonanza e quindi che viene trattata da tante testate. E poi invece un altro messaggio però credo che sia, non so se di Marco da Milano, comunque prima parte non firmata, i fatti tedeschi confermano, per chi ne avesse ancora bisogno, cioè fondamentalisti islamici della sinistra e del potere cattolico, ovviamente di questo gravissimo attentato che c'è stato, che razza di sensibilità coviamo in seno con questa accoglienza indiscriminata. Non bastava la comune delinquenza, ci voleva la ciliegina sulla torta dell'immancabile kamikaze di Natale, questo medico saudita, no, avete letto, che ormai è assurto al rango di statuina del presepe. Esatto, beffardamente, no? Vista la ricorrenza, la ciclicità di questi attentati, adesso avremo anche la figurina nei negozi magari di Napoli del presepe, troveremo adesso l'attentatore. L'assurdo è veramente, ecco, non ci avevo pensato, ma è tragicomico, ma purtroppo vero. Cioè invece in quella che dovrebbe essere il Natale, tu qui appunto ci scrivi la festa della vita e dell'amore universale per definizione. E ci sarebbe mancato solo di condannare Salvini. Sai che bella figura avrebbero fatto. Spero che il potere europeo cominci ad aprire gli occhi. Ecco, speranza che condividiamo e che insomma, iniziamo ad intravedere una concretizzazione, una realtà, perché anche comunque la volontà di esternalizzare la gestione delle frontiere, l'apertura del centro in Albania, comunque la stessa von der Leyen che finalmente inizia a capire la linea dell'Italia, questa politica dell'Italia, il fatto che il Regno Unito, anche per esempio il neo premier laburista, si sia interessato e voglia capire come gestire le frontiere su questo modello albanese, che ovviamente è appena partito, un modello sperimentale, quindi ancora magari non sta producendo tutti i frutti che vorremmo, tutto e subito, no? Però già questo fa capire che finalmente anche in Europa qualcosa sta cambiando, ci si sta svegliando, soprattutto non si vuole più abbandonare l'Italia a se stessa nella gestione della frontiera sud del Mediterraneo, perché vi ricordate che cosa era successo con i governi Letta e Renzi? Praticamente facciamo entrare tutta l'Africa in questa penisoletta. E poi ci scrive Marco da Milano, Giannini si è accorto troppo tardi della sua totale incompetenza sulle sfaccettature della pidiozia italiana. Più che altro Marco verrebbe da notare, come abbiamo letto prima dall'editoriale appunto di Capezzone, che lì si è fatto questo grande calderone minestrone, questa mega chat che raccoglieva il meglio dell'intelligenza, il giardino dei Finzi Contini, dei Noartri, è stato scritto non mi ricordo da chi, poi ci torneremo, il giardino Finzi Contini della Balduina, e poi però subito si sono riscontrate queste fortissime divergenze, queste tensioni, questi attriti, soprattutto su temi caldi come il conflitto tra Israele e Hamas e questa appunto islamofascismo che è venuto fuori, che è riemerso, che è riaffiorato. Ma c'è una chiamata, allora la facciamo sentire, prego. Buongiorno, sono Gabriele di Perugia che parla. Buongiorno, buon Natale, Ciao, buone Gabriele. feste a tutta la redazione. A proposito della farsa che è stata consumata nei confronti di Salvini, volevo dire che l'ennesimo golpe in Italia da 30 anni a sta parte comunque già si era consumato dal momento in cui lo avevano incriminato, perché a quel tempo la Lega avevamo oltre il 30% dei consensi. Con quel fatto lì siamo stati eliminati. Chiaro che sono felicissimo che non è stato condannato, però l'ennesimo golpe è stato già consumato. Grazie di nuovo, buon Natale a tutti.
Grazie, buon Natale anche a te. Sì, questi possono essere chiamati golpe o comunque no, atti eversivi e vi ricordate anche quello che è successo quest'anno con Toti, che poi lui ha detto sì, di fatto io ho subito questo attacco, ma non me la prendo nemmeno tanto con la magistratura che mi ha messo agli arresti, che di fatto mi ha messo davanti alla scelta, o patteggi o se no ti devi beccare e sorbire un processo lunghissimo, e il processo lungo è la prima pena. Poi leggeremo anche quello che ha scritto Giordano Bruni Liberati su questo, Edmondo Bruti Liberati, scusate, infatti, però alla fine Toti cosa ha detto? Io me la prendo soprattutto con quella politica che ha permesso dopo Tangentopoli a certa magistratura di spadroneggiare. È la politica che ha abdicato al proprio ruolo e che ha consentito a certe procure adesso di imperversare. Ma c'è un'altra chiamata in attesa, vero? La facciamo sentire, ci scusiamo per l'attesa. Buongiorno signor Scimia, Lisetta. Ciao Lisetta, ben risentita. Grazie, molto gentile da parte sua. Allora, oggi io sono felice, o meglio del risultato della sentenza del nostro ministro Salvini e del suo avvocato Bongiorno. E voglio dirvi questo, congratulazioni vivissime a tutti e due, ministro Salvini e avvocato Bongiorno, per il felice esito dell'operazione Open Arms. E spero in una prossima visita anche in Padania, non dimenticatelo. Un salutone carissimo e auguri a tutti da Lisetta. Grazie mille Elisetta. Sì, bisogna apprezzare il lavoro che hanno svolto entrambi e poi soprattutto la combattività, la tenacia di Matteo Salvini, che l'ha sempre detto: io sono innocente, rivendico quello che ho compiuto, sono orgoglioso, continuerei a ripeterlo, quindi assolutamente, perché era qualcosa di naturale, è il diritto dovere, no, di uno Stato sovrano di controllare i propri confini, è un sacro dovere questo della difesa della patria, quindi mai che ha rinnegato quello che era stato il suo operato, e ovviamente la bravura della difesa tecnica dell'avvocato Bongiorno, che, come dicevamo prima, ha saputo poi ricostruire bene i fatti e far capire alla Corte che appunto Matteo Salvini durante quelle settimane e quei giorni è intervenuto più e più volte chiedendo se qualcuno sta male, che se c'è un disagio a bordo noi provvediamo, quanti no, poi infatti erano stati trasferiti, e quindi un ministero che si era messo a disposizione delle situazioni di disagio, comunque di rischi, di pericoli che si potevano correre, che si stavano profilando. Ma questo non significa però che uno allora debba accettare che le proprie politiche di gestione dei confini vengano decise dagli scafisti, dai trafficanti, dalle ONG. Ci scrive per esempio Enzo da Como, no? Buongiorno, ok, però adesso fate questa riforma della giustizia, altrimenti cosa vi voto a fare? E infatti abbiamo sentito anche prima, no, un'altra conclusione di un altro editoriale, dopo ci torneremo anche su questo tema con gli altri editoriali, appunto adesso urge questa riforma della giustizia, bisogna evitare, no, che ci possano essere altre degenerazioni, altre farse. Al contrario, i detrattori, sentiremo le parole di Travaglio, dicono: ah no, questa decisione smentisce la necessità di una riforma della separazione delle carriere tra PM e magistratura giudicante, perché avete visto, qui alla fine la magistratura giudicante ha scelto un altro orientamento, un altro indirizzo rispetto a quello che aveva prospettato appunto l'accusa. Allora, ci scrive Walter: ciao PV Pier Vittorio, un appunto, anzi due. Quando leggi un articolo devi leggere anche le parolacce, altrimenti cambi il senso. La seconda, Trump, dillo come è scritto, Trump lo dicono gli americani, ok? O chi vuol far capire che sa l'inglese troppo da fidini. Sì, giusto Walter. Effettivamente, vedete, qui prima avevamo, no, altre parolacce. Io ovviamente mi fermo, come dire, mi trattengo, evito di leggerle, e poi sì, i puristi ovviamente pronunciano Trump proprio con l'accento dell'inglese americano, forse è un po' da snob. Ci scrive Antonia: sono contenta della sentenza, comunque Salvini ha già fatto cadere la Lega con questo codice della strada con multe da soviet. E qui ti sbagli Antonia, non riconosco più il buonsenso leghista, che non era tolleranza senza regole, bensì appunto, ci scrivi, non tutto aveva la finalità di spot pubblicitaria. E qui Antonia, perché ti sbagli? Perché ci sono state delle fake news, delle esagerazioni, no? Alcuni hanno detto, iniziato a dire: ah sì, basta mezzo bicchierino di vino, e poi si sballa, si supera il tasso alcolemico, chissà quali sanzioni. No, non è cambiato nulla sul tasso alcolemico, semplicemente alcune sanzioni invece per ovviamente nelle altre fasce,
di superamento di quei determinati limiti appunto del consumo alcolico, allora le sanzioni sono state aumentate. Però la finalità mi sembra giusta, anche perché abbiamo visto i numeri in tutti questi anni di incidenti che sono avvenuti per colpa appunto di questo uso, abuso di alcol, di sostanze stupefacenti, e abbiamo sentito anche le critiche per esempio di Vasco Rossi. Giustamente Matteo Salvini ha detto vada però a confrontarsi con i tanti parenti di queste vittime della strada. Quante persone che hanno perso la vita appunto perché c'erano pazzi scalmanati che si sono messi alla guida da ubriachi o addirittura sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e hanno causato delle vere e proprie stragi. C'è un'altra chiamata in attesa, la facciamo sentire, prego. Buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Intanto mi complimento con lei perché è una rassegna stampa con proprietà di linguaggio e molto interessante, grazie. Sì, grazie, troppo gentile. Volevo dire solo questo, non so se è stato detto durante la mia attesa telefonica. A me, chiaramente sono felicissima per la sentenza, ma quello che spero faccia aprire qualche occhio, ma dubito, è sul comportamento giustizialista manettaro dei 5 Stelle, scandalosi. Erano al governo, poi hanno chiesto l'incriminazione di un loro ex collega ministro, e poi ancora come si sono comportati quali testimoni. Non parliamone poi dello pseudo avvocato Conte, una persona scandalosa. Non mi meraviglio del PD, è logico, ideologicamente non poteva altro che essere felice di questo processo, ma i 5 Stelle veramente sono stati quanto di più basso possa offrire il genere umano. Auguri a tutti, buon Natale. Grazie, buon Natale anche a te, buon Natale sempre anche a voi. E effettivamente l'abbiamo detto, cioè la caduta in basso di questo Movimento 5 Stelle che ha compiuto varie giravolte, varie piroete, perché prima affermava qualcosa, poi l'ha smentito, era al governo con Matteo Salvini, loro stessi che sostenevano con Di Maio eccetera, noi dobbiamo fermare queste ONG, dobbiamo fermare gli scafisti, basta utilizzare la Guardia Costiera come taxi del mare a favore di questi immigrati che poi magari arrivano qua clandestini e commettono reati, e poi hanno mandato a processo, hanno votato l'autorizzazione a procedere per sequestro di persone, appunto hanno mandato questa autorizzazione per far processare Matteo Salvini, l'ex alleato di governo. Quindi vedete qui che giravolte e che tradimenti, che sconfessamento, no, dell'alleanza precedente, del programma che avevano comunque sottoscritto nel contratto di governo. Tanti altri messaggi, chiudiamo allora un attimo questa parte dei messaggi, poi ovviamente li riprendiamo, torniamo a leggerli perché sono veramente tantissimi, ma ci manca ancora tanto ovviamente anche della rassegna stampa. E allora per esempio ci scrive, no, non è firmato questo messaggio: siamo sicuri che qualche anima non faccia ricorso contro la sentenza? Sì, effettivamente, perché per esempio anche ieri è stato detto a 5 minuti, no, nella domanda di Bruno Vespa rivolta a Matteo Salvini, lui giustamente ha detto Vespa, questo è un processo che, ha usato l'avverbio fatalmente destinato adesso anche a un secondo grado e che fatalmente si concluderà in Cassazione, come dire prepariamoci magari adesso anche ad una controazione, a una risposta, una controazione appunto di questa magistratura della procura. E poi Gio che ci scrive: caro Pier Vittorio, quando si usa il cervello solo per ideologia e non per il buon senso, si andrà incontro a una società piena di odio. E effettivamente l'ideologia che muove certi sinistri, che muove certe anime belle e progressiste, e effettivamente contro invece questo senso della realtà che per esempio Matteo Salvini ha sempre evidenziato, quante volte che lui ha parlato proprio di una necessità di buonsenso. Pietro che ci scrive: onore al giudice coraggioso perché ha compiuto il suo dovere senza farsi influenzare. Allora ci fermiamo un attimo qui, su questi messaggi ce ne sono ancora tantissimi, perché tu giustamente hai scritto il giudice coraggioso e prima lo citavamo questo giudice coraggioso perché è quello che appunto definisce tale, stavamo dicendo all'inizio, Bruno Vespa qui sul Resto del Carlino di oggi, visto che è stato uno dei primissimi ad intervistare Matteo Salvini.
dopo questa decisione, vedete, Open Arms assolto Salvini, nessun reato, qui dalla prima pagina del Resto del Carlino, per il Tribunale di Palermo il blocco dei profughi sulla nave non fu sequestro di persona. Il ministro, dopo 3 anni, hanno vinto appunto il buon senso e l'Italia, e anche l'Italia perché era la gran parte degli elettori, la stragrande maggioranza che sosteneva la sua linea e dicevamo faceva veramente un tifo da stadio per questa sua volontà politica di rivendicare l'assoluta necessità della salvaguardia dei confini. La premier Giorgia Meloni, accuse infondate, Tajani, giustizia è stata compiuta, l'ashline del PD, le sentenze si rispettano, intervista a Gasparri di Forza Italia, smentiti i faziosi. E poi vedete qui invece l'immagine centrale, attentato in Germania, auto che piomba sul mercatino, e qui addirittura si riporta ancora la notizia degli 11 morti, quando leggevamo prima che in serata le autorità avevano invece indicato che il numero dei morti sarebbe di 2. La strage di Natale, allarme terrorismo a Magdeburgo, fermato il conducente, un medico 50enne di origine saudita, il cancelliere Scholz, temiamo il peggio. Poi Scholz dice a Musk: non occuparti, pensa agli affari tuoi, non preoccuparti tanto della Germania, visto che Musk aveva detto avverrà l'ascesa dell'estrema destra, di AfD potrà salvare la Germania. E questi sono i risultati, insomma, dell'invasione indiscriminata. Entra chi vuole e sono entrati non solo dei potenziali criminali, ma anche tanti terroristi. E allora dicevamo, c'è un giudice a Palermo coraggioso, Bruno Vespa, pagina 7, il processo al vice premier, andiamo subito ad aprire in questa parte e vedete l'analisi qui di Bruno Vespa: è solo un processo politico, ora serve una vera riforma. Infatti quanti di voi che ci hanno detto ok, festeggiamo, esultiamo, siamo contenti di questa decisione di buon senso, però adesso serve veramente una riforma della magistratura, ma la Lega l'ha sempre sostenuto, vi ricordate la raccolta referendaria di qualche anno fa per quei quesiti? La soluzione a Palermo è una vittoria per la strategia governativa sui migranti. Salvini dal 2018 è sotto attacco delle correnti di sinistra della magistratura. E poi vedete il video di Francesca Verdini e la dedica a Salvini dalla sua fidanzata: tieni duro, amore mio, sono al tuo fianco. Allora, cosa scrive Bruno Vespa? C'è un giudice a Palermo, ebbene, la sentenza del tribunale che ieri sera ha assolto Matteo Salvini dall'accusa di sequestro di persona per il caso Open Arms, perché il fatto non sussiste, ricalca, come vedremo tra poco, analoga motivazione del GIP di Catania, che non lo mandò a giudizio per aver trattenuto i migranti su nave Gregoretti. E qui già la differenza, perché giustamente si fa notare, per il caso diciamo gemello, quello lì della nave Gregoretti, il giudice delle indagini preliminari si mise un po' la mano sulla coscienza e notò che effettivamente non c'erano questi presupposti per mandare avanti il procedimento, per rinviare a giudizio, a processo Matteo Salvini. Insomma, ci fu una sorta di filtro che purtroppo invece è mancato qui per il caso Open Arms, e si è andato avanti fino appunto al verdetto, alla sentenza di primo grado. C'è stato tutto appunto il dibattimento, il processo stesso, dicevamo, è una pena essa stessa. Se appunto vogliamo ancora credere nel garantismo di una Costituzione rinnovata anche alla luce appunto del processo, del giusto processo e della prova che deve emergere nel contraddittorio. È una sentenza coraggiosa che smonta tutto il modo di procedere di alcune ONG, ha dato ragione alla difesa che ha documentato, ecco qui giustamente Vespa lo ricorda, l'ostinazione della nave nel voler raggiungere Lampedusa a tutti i costi, rifiutando altri porti messi a disposizione, e anche la possibilità di essere sbarcati per i profughi che documentassero disagio nello stare a bordo, disagio non malattia. Naturalmente la storia proseguirà in appello e in Cassazione, ma questa è una vittoria non solo di Salvini, ma di una intera politica governativa, ora condivisa anche in Europa, una politica che è quella di arginare l'ondata migratoria. Non a caso ieri sera Giorgia Meloni ha salutato la sentenza dicendo che difendere i confini non può essere mai reato, e lo stesso Salvini, intervenendo a 5 minuti su Rai 1, appunto nel suo programma, ha distinto gli immigrati integrati che lavorano e sono utili al paese e quanti fuggono dalle guerre da quelli che invece vogliono imporre la loro presenza, anche se, aggiungiamo noi, cercano una vita migliore. Sì, verrebbe a dire, molti scappano dall'inferno, però poi vedendo come si comportano qui in Italia, l'inferno lo stanno esportando qui, perché se poi ci si dà la macchia, ci si dà il crimine e si commettono tutti questi reati e si
si trasformano soprattutto le nostre periferie, che magari nelle grandi città guidate dal PD vengono abbandonate a loro stesse e diventano le favelas. Nonostante la soluzione, è difficile non parlare di processo politico per Salvini ed è sconcertante, qualunque posizione politica, no, si sia avuta o si abbia, che in Italia la sorte di una persona sia legata a un cambio di maggioranza. Nel 2019 Salvini era in maggioranza con il Movimento 5 Stelle e la maggioranza negò l'autorizzazione a procedere per il sequestro di persona dei migranti raccolti da nave Diciotti della Guardia Costiera italiana. Nel 2020 il Movimento 5 Stelle aveva cambiato partner andando con il PD ed ecco che lo stesso Senato va a concedere l'autorizzazione per il trattenimento dei migranti sulla nave ONG Open Arms. Nel 2021 si celebrò un processo gemello di quello concluso ieri sera in primo grado a Palermo. Salvini era accusato di aver trattenuto indebitamente nel 2019 164 migranti salvati da nave Gregoretti, anch'essa della Guardia Costiera italiana. Ma il 14 maggio 2021 il giudice per le indagini preliminari di Catania, Nunzio Sarpietro, stabilì di non doversi procedere nei confronti di Salvini perché il fatto non sussiste, cioè il sequestro di persona non c'era stato. Questa no, la grande differenza tra il caso gemello della nave Gregoretti e questo in Open Arms, che appunto lì ci fu la decisione del GIP, no? Di non doversi appunto procedere. Ma Lorenzo, mi hai ricordato c'è una chiamata, vero? La facciamo sentire, anzi ci scusiamo per l'attesa, prego. Pronto, ciao Pier, sono Rosanna da Milano. Innanzitutto ciao, auguri a tutti di buone feste. Poi volevo dire, ma il nostro capo di Stato, agli occhi del mondo, che figura ci ha fatto? Lui è il capo della magistratura, non ha mai detto niente, mai. Pensa che bella figura, pensa come siamo conciati noi. Poi volevo dire un'altra cosa, visto che il capo d'accusa è caduto, non è che si possono chiudere i porti adesso, ma alla grande però, li chiudiamo per sempre. Ciao caro. Ciao, grazie, perché questa è una riflessione che è già balenata a tanti, no? E che insomma su cui volevamo intervenire. Cioè, se c'è già un giudicato della magistratura che dice ma si può fare, cioè, anzi, il fatto non sussiste, assoluzione con formula pena, non si può inquadrare quello come reato, assolutamente, iniziamo a richiuderli i porti. Problema però, come dicevamo, che se adesso si innesta l'appello e ovviamente si riscatena tutta una bagarre di argomentazioni giuridiche, è quasi inevitabile, fatalmente di cui prima, che adesso si arrivi fino in terzo grado, in Cassazione, con una lunghezza ovviamente infinita, e quindi si vorrà attendere che su questo si formi un giudicato definitivo, con poi la parola definitiva finale di quello che è appunto il vertice, no, del sistema giudiziario, che deve esprimere la sua voce cosiddetta nomofilattica, cioè che deve assicurare l'uniformità del diritto, appunto l'uniformità nella sua applicazione. Però effettivamente questa domanda che ci poni ha un suo perché giustamente a questo punto si può dire evitiamo allora l'esternalizzazione, l'apertura appunto di un centro di migranti in Albania. Se si possono chiudere i porti, a questo punto, se non si commette reato di sequestro, di appunto omissione di atto d'ufficio, però ricordiamoci che qui sì, si è appunto chiusa questa pagina, una vittoria per Matteo Salvini, per la Lega, per l'Italia, ma scommettiamo che adesso ripartirà la battaglia, la bagarre, magari appunto già in appello. E allora, riprendendo appunto invece l'editoriale di Bruno Vespa, no? Lui ricordava l'esito del caso gemello, appunto quello della nave Gregoretti, poiché tuttavia il diavolo è imprevedibile, ecco che fa uscire una conversazione che conferma che anche la magistratura, non solo le maggioranze variabili, attivano i processi politici. E qui dobbiamo ricordare il caso Palamara. Caso Palamara, ovviamente su questi scandali corrente CSM, tu giustamente prima hai ricordato anche la figura e un po' questa situazione problematica a questo punto anche dello stesso Mattarella, perché come capo del CSM perché non interviene? In realtà sappiamo che Mattarella è intervenuto tante volte sul tema dell'immigrazione dicendo e ripetendo semplicemente ma i migranti vanno soccorsi in mare, ma c'è un dovere umanitario, però a questo bisogna anche obiettare e bisogna anche rilevare che esiste un diritto-dovere degli Stati di difendere le proprie frontiere e di decidere in maniera sovrana chi può entrare e soprattutto di non far entrare chi è irregolare, di poter effettuare appunto un filtro, un vaglio di queste domande di ingresso.
Nel 2018, nominato da poco ministro dell'Interno e autore dei famigerati decreti sicurezza, Salvini veniva attaccato anche pubblicamente dalle correnti di sinistra della magistratura. Luca Palamara, ancora non travolto dall'inchiesta dell'Hotel Champagne, dove politici e magistrati trattavano, come sempre, sulle nomine dei giudici, parlò del caso Salvini con il procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma. Questi gli disse che non vedeva alcun reato nel tentativo del ministro di arginare l'immigrazione clandestina, cioè l'aveva detto appunto lo stesso procuratore capo. Ma vi ricordate appunto di Viterbo? Vi ricordate la risposta di Palamara, che all'epoca non era stato ancora lui stesso bersagliato, il quale disse sì, ma anche se Salvini ha ragione, noi dobbiamo attaccarlo e dobbiamo abbatterlo. E Palamara infatti rispose hai ragione, ma adesso dobbiamo attaccarlo. Cambierà qualcosa dopo la sentenza di ieri sera? Si chiede appunto Bruno Vespa. Ne dubitiamo purtroppo, fino a quando, e anche lui qui lo sostiene, verrà approvata una profonda riforma della giustizia. E allora Lorenzo, me l'hai risegnalato, piccola pausa, noi ci ritroviamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Vittorio, te la linea. Grazie Lorenzo. Allora lo scandalo invece qui di De Luca, una condanna dalla Corte dei Conti, lui che volle fare a modo suo, guarda caso lui che invece adesso si sta scagliando contro la riforma dell'autonomia differenziata, perché per le smart card che furono prodotte dalla Regione Campania per attestare la vaccinazione contro il Covid nel 2021. Sono state uno spreco di risorse pubbliche, trattandosi di un inutile duplicato del Green Pass nazionale. Con questa motivazione la sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti condanna il governatore Vincenzo De Luca a risarcire alla Regione Campania la somma di 609.000 euro. Eh sì, questo è il verdetto della Corte dei Conti e quindi siamo curiosi adesso di vedere quale sarà la reazione sceriffo, come insomma anche lui stesso, no? Si gloria di farsi chiamare. Ci manca ancora tantissimo per la rassegna stampa e allora corriamo, continuiamo la maratona, poi finiamo di leggere anche tutti i vostri messaggi che sono tantissimi e per esempio andiamo sul Tempo perché c'è sia l'editoriale di Cerno sia l'editoriale di Paragon, ma soprattutto l'intervista al sottosegretario leghista agli interni, lo dicevamo appunto, Nicola Molteni. Vedete, Daglie capitano, qui nella prima pagina del Tempo, processo a Amber Rams, Salvini assolto perché il fatto non sussiste, il vice premier ha vinto l'Italia, difendere i confini non è reato. Chi è che perde? Conte e Voltagabbana. Questo è l'editoriale di Gianluigi Paragone, ma soprattutto vedete anche per la manovra la grande notizia perché c'è già l'approvazione, il primo passo, no? Alla Camera, la parola che passerà al Senato. Anche qui la vittoria della ragionevolezza, della prudenza, della tenuta dei conti pubblici, quindi della linea di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, la fiducia a Montecitorio, dall'IRPEF alle pensioni, sì dell'Aula alla manovra, Lupi è la strada giusta. Ora la parola al Senato. Via libera alla manovra con 211 voti favorevoli, 117 contrari, ok del Consiglio dei Ministri alla nota di variazione, Donno, Movimento 5 Stelle, lancia che addirittura banconote finte. Questa sceneggiata. La Lega ritira l'emendamento su Renzi. La Premier a Bruxelles. Appunto dicevamo no, ma con questa sentenza cambia anche qualcosa, già stava cambiando qualcosa in Europa, la Meloni stava cercando di far capire alla von der Leyen e agli altri che queste frontiere vanno difese, che bisogna anche finalmente pensare a una politica di difesa dell'Unione Europea da un'invasione che c'è stata. Io prima, nell'anteprima dei vostri messaggi che ci stavano arrivando, ho dato un'occhiata, ho visto che infatti uno dei messaggi ritorna su questo tema e poi lo vediamo bene con calma e diceva beh però attenzione perché in realtà qui adesso sì si sta ponendo rimedio, forse la von der Leyen inizia a capire questa necessità, forse anche in Europa gli altri governi socialisti si stanno svegliando, si pensa a una politica comune in Europa di difesa delle frontiere da un'immigrazione selvaggia, però si faceva notare forse è già troppo tardi, forse il danno già è stato compiuto, guardate quanta invasione già c'è stata, guardate chi abbiamo fatto entrare e appunto l'attentato terroristico di ieri sera a Magdeburgo in Germania. Meloni che commenta evviva, difendere i confini non è un crimine e in Unione Europea la von der Leyen sposa il piano Italia su migranti e auto e di questo se ne occupano De Leo e Sirignano alle pagine 4 e 9. E poi vedete il tempo di Osho, prima un ascoltatore ci diceva basta parlare di questo concertone di Tony F, il concertone manda in tilt Gualtieri, il sindaco dà la colpa alle femministe.
femministe che avevano fatto notare: guardate che i testi sono ultra maschilisti e appunto sessisti, quelli di Tony F. Gualtieri che incontra appunto Bergoglio: che mi volevate dire, santità, che mi volevate dire? Che ho annullato il giubileo per solidarietà a Tony F. E insomma continua ovviamente a scatenare ilarità e battute tutta questa vicenda del concertone. Ma dicevamo, concentriamoci adesso proprio sull'intervista appunto a Nicola Molteni. Vedete, è stato un processo politico e la prova che i clandestini possono essere fermati. Questo è a pagina 3. E allora andiamo ad analizzarlo tutto. Vedete, eccolo qua, è la dimostrazione che i clandestini si possono bloccare, visto che prima dicevamo Letta e Renzi ci avevano ripetuto che bisognava accogliere fino a quanto, cioè travasare un continente nella penisoletta di 60 milioni, un continente di 1 miliardo di persone, quindi volere e potere. Si poteva cambiare linea politica. Il sottosegretario all'interno era un processo politico, mandarlo alla sbarra, cioè comunque rinviarlo a giudizio, è stato un vero tradimento. Allora, intervista condotta qui da Giulia Sorrentino, vedete, ho difeso il mio paese, vincono la Lega e l'Italia. Queste le prime parole del vice premier Matteo Salvini dopo la piena assoluzione nel processo Open Arms. Abbiamo commentato la sentenza e i futuri sviluppi con il sottosegretario al MIT Nicola Molteni, assolto perché il fatto non sussiste. Come ha detto l'avvocato Bongiorno, non ci sono ma, ci si poteva augurare di meglio. Netta, chiara, precisa, senza dubbi o fraintendimenti. È la giusta conclusione di 14 mesi che Matteo Salvini ha vissuto al Ministero dell'Interno con impegno, fermezza, grande coraggio, compiendo quello che il popolo gli aveva chiesto: bloccare l'immigrazione clandestina. Dicevano che era impossibile, ma lui, nel rispetto delle leggi interne e delle convenzioni internazionali, lo ha compiuto, restituendo dignità all'Italia e a un intero popolo. Questa sentenza è una vittoria per l'Italia, perché il processo contro di lui era un processo a tutto il paese. Si può ora tendere una mano all'ala sana della magistratura? Domanda. Risposta di Molteni: riconosco da sempre l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, valori e principi costituzionali, tanto quanto deve essere riconosciuta però l'indipendenza della politica, ovvero la rappresentazione della volontà popolare. Salvini, contrastando l'immigrazione clandestina, ha compiuto quello che gli chiedevano gli italiani e lo ha realizzato con grande successo. Quando lui ha lasciato il Ministero dell'Interno il 5 settembre del 2019, gli sbarchi in Italia erano meno di 5.000, un dato storico, bloccando gli sbarchi, azzerando le partenze e le morti in mare. Lo ha sempre realizzato con coraggio e razionalità. Oggi questo finalmente gli viene riconosciuto. Oltre a Conte, che ha fatto orecchie da mercante, prima spalleggiando la decisione e poi rinnegandola, chi altro lo ha tradito davvero? Tutti quelli che con un processo politico lo hanno contrastato senza usare lo strumento democratico del voto, ma mandandolo alla sbarra. Quello è stato il più grande tradimento a Salvini e al popolo italiano. Prima hanno votato i decreti sicurezza e poi in Parlamento hanno votato per mandarlo a processo. Che implicazioni ha questa sentenza per il governo? Poiché certifica che le navi delle ONG si possono non far entrare nei porti e indicare altre destinazioni. Questa è una domanda che era emersa, avete sentito prima anche nel filo diretto con un altro messaggio. E allora però, prima di sentirci la risposta di Molteni, un'altra chiamata, vero Lorenzo? La facciamo sentire, prego. Pronto? Pronto, sì. Buongiorno Scimia, sono Mario da Rieti. Ciao Mario, ben risentito. Allora, caro Scimia, ieri ero in versione masochistica, mi volevo fare del male e ho messo per la prima volta, una delle poche volte ho messo sulla 7, la rete dei compagni, insomma. Mi sono messo sul programma della compagna Krucka, Dietlinde Gruber, detta anche Lady Bilderberg, e praticamente ospiti c'era tal Andrea Scanzi, nulla faceva, praticamente una selvaggia Lucarelli che non ce l'ha fatta, insomma. Poi c'era tal Lina Palmerini che scrive per il Sole 24 Ore, una che sta più a sinistra di Trotsky praticamente, e che scrive per il giornale che una volta i compagni avrebbero detto quello dei padroni, va bene? Allora praticamente erano in lutto, praticamente si sono rivoltati la frittata, praticamente dice che la soluzione per Salvini sarebbe stata praticamente una disgrazia, perché era meglio che se lo condannavano, così faceva la vittima. Quindi se lo condannavano doveva dimettersi perché era un condannato. Non l'hanno condannato e quindi è sempre colpevole, perché praticamente puntini.
Ecco, questo è il modo di ragionare con questa gente. Non c'è dialogo, non posso avere dialogo con questa gente, con questa informazione. Cioè, Dietlinde Gruber, Lina Palmerini e Scanzi, dico Scanzi, manco ho detto, sai, che ne so, Barzini, Montanelli che ne so, Eugenio Scalfari, gente lontana da me, per carità, ma almeno giornalisti. Un tuo commento, ciao. Ciao, grazie. Sì, ma questo appunto che ci hai detto poi riporta sempre il solito problema che abbiamo evidenziato comunque di una maggioranza di certa stampa, di certi giornalisti che si appunto autocollocano a sinistra, così schierati. Giustamente hai fatto riferimento alla 7, effettivamente se andiamo a vedere tutti i programmi, i talk show, citavi prima la Lilli Gruber, ma non solo, è tutta una corazzata che è schierata da questo punto di vista, così come il gruppo editoriale Gedi. Ed effettivamente quello che hai detto poi ci porta adesso nella seconda parte della rassegna stampa, cioè sulle reazioni di tanti critici detrattori, perché ovviamente se fosse stato condannato avrebbero esultato. Vedete, la magistratura ha ribadito quello che è lo Stato di diritto, la civiltà giuridica, bisogna salvare le vite in mare. Siccome sono stati clamorosamente smentiti, adesso cosa stanno sostenendo? Questa sentenza libera Salvini dall'alibi, non può più sostenere e interpretare la parte della vittima, del martire, ecco dunque che adesso lui ha perso in ogni caso e a capolinea non può più trascinare e mobilitare tutta la Lega dietro di sé e appunto fare la vittima, e quindi si sta avviando sul viale del tramonto. Pensate cosa hanno scritto. Infatti adesso chiudiamo l'intervista a Molteni e sentiremo, passando appunto a leggere l'editoriale di Giannini, lo stesso editoriale di Travaglio, che ripetono queste considerazioni. E allora vedete, qui si diceva, no, appunto, specificava Nicola Molteni, sottolinea questa sentenza che difendere i confini e contrastare l'immigrazione è sacrosanto, queste, no, le implicazioni per il governo, che in Italia si entra in modo regolare con un permesso di soggiorno, un reddito, e che il salvataggio in mare lo fanno le autorità nazionali di pubblico soccorso, non soggetti privati che rischiano di essere solo un fattore di attrazione per nuova immigrazione, il pull factor, queste ONG che imperversavano, che si volevano sostituire appunto alla Guardia Costiera, alla Marina Militare, che dovevano andare a salvare e decidere loro, ostinarsi, no, li portiamo a Lampedusa, no, devono per forza sbarcare in Italia perché lì c'è un ministro, Matteo Salvini, che ci sta dando del filo da torcere, che noi adesso dobbiamo mettere, no, in una situazione di disagio, che dobbiamo ostacolare. Un'agonia mediatica durata 3 anni. Cosa ha fatto più male? La domanda che viene rivolta appunto dall'intervistatrice Giulia Sorrentino a Nicola Molteni. Il dolore umano. 3 anni di processo, 24 udienze. L'uomo viene prima del leader politico. E infatti ricordatevi anche la commozione di Matteo Salvini proprio al congresso della Lega Lombarda della scorsa settimana, quel minuto di applausi, quel sostegno che lui ha chiesto, perché lì è venuto fuori questo lato umano che stiamo adesso commentando, che ha detto: quello che io vi chiedo, e giustamente aveva prima detto, entriamo tutti nei congressi con le nostre arrabbiature, con le nostre rabbie, però dovremmo entrare anche e soprattutto con dei messaggi positivi, costruttivi, con una fiducia, con delle proposte, del pragmatismo anche, oltre che delle speranze per il nostro movimento, per l'Italia, eccetera. Ecco, cerchiamo di entrare invece che con 80 di arrabbiature, 20 di progettualità, speranza, ottimismo, facciamo 50-50 ad esempio. E soprattutto, aveva detto Matteo Salvini, io non vi ho mai chiesto tanto, ecco, vi chiedo soltanto questo per me: il sostegno, una Lega lombarda e non solo, compatta, unita nel sostenermi per questo processo assurdo che sto subendo. E lì, vi ricordate, Matteo Salvini si era commosso. Ecco perché giustamente qui Nicola Molteni ricorda questo fattore umano, del dolore umano. Salvini ha sempre dimostrato un coraggio incredibile, coerenza rispetto alla sua azione politica, e la sentenza lo ripaga di tante ingiustizie dette. Oggi Salvini è ancora di più il vostro leader, era e sarà sempre il leader indiscusso della Lega. Ha salvato la Lega nel 2013, conferendole una visione nazionale e portandola più volte al governo. Che giorno è quello della vittoria? L'anno zero della Lega? Un giorno fondamentale per lui e per l'Italia. Ha difeso la patria e la sovranità del paese. Salvini ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Avrete ancora più forza nella coalizione?
il governo è unito e compatto, dureremo fino alla fine e sull'immigrazione stiamo facendo tanto e bene. La linea tracciata deve essere proseguita e difesa. L'esito della sentenza rafforza non solo la Lega, che è sempre più vicino al proprio leader, ma anche il governo. Il centrodestra sa essere unito e insieme siamo un grande patrimonio nazionale. Si può racchiudere questa vittoria nella parola patriottismo? Sì, perfettamente calzante. Esattamente, perché è una vittoria di quei patrioti, in questo caso in Italia, della Lega, che appunto hanno poi costituito un altro gruppo appunto in Unione Europea, quello dei patrioti per l'Europa, appunto come sapete con a capo Orban. Li abbiamo citati prima, i critici, i detrattori di Salvini. Allora un flash prima di poi collegarci con Matteo De Sio e far partire, dobbiamo far anche vedere il video con cui Fabrizio Cecchetti ringrazia tutta la Lega Lombarda. Sapete poi, dopo appunto l'acclamazione a segretario federale della Lega Lombarda invece di Massimiliano Romeo. E allora passiamo prima al Fatto Quotidiano velocemente con l'editoriale di Travaglio, poi vediamo l'editoriale di Giannini su Repubblica. Vedete, Salvini assolto e deluso, titola il Fatto Quotidiano qui. Niente aureola di martire, questa è la loro linea. Open arms, il fatto, cioè il sequestro di persona non sussiste. E pensate, Travaglio, siccome deve arrendersi di fronte all'evidenza dei fatti, è una sentenza che non certifica appunto il reato, poi leggeremo le motivazioni che verranno depositate, e allora poi lui conclude l'editoriale dicendo sì, ma tanto quello che è successo è comunque un fatto moralmente abietto e aberrante. Perché cosa scrive? Il caso Mattei, quindi non Mattei, il grande imprenditore italiano, ma Matteo Renzi e Matteo Salvini. Se Salvini sperava nell'aureola del martire arrestato, per finta, siamo in Italia, per aver difeso i sacri confini patri da qualche decina di derelitti, i giudici gliel'hanno negata. Se il partito dell'impunità puntava alla sua condanna per dimostrare che i giudici danno sempre ragione ai PM e dunque bisogna separarne le carriere, in 2 giorni è stato sbugiardato prima dal gruppo di Firenze su Renzi e Company nel processo Open e poi su Salvini dal Tribunale di Palermo nel processo Open Arms. Guardate qui le coincidenze, no, della storia, assurde, ma a farlo apposta, cioè questi parallelismi tra i 2 Mattei, Open Arms, invece appunto i nomi con cui si identificano i 2 procedimenti. Non esiste alcun toga party che marcia compatta come falange per abbattere i politici sgraditi, qui sostiene appunto Marco Travaglio. Solo PM che indagano doverosamente su notizie di reato e giudici che le valutano in autonomia e indipendenza, dando ragione o torto a chi ritengono che ce l'abbia. È la fisiologia del processo che funziona senza bisogno di schiforme, le chiama così, le riforme pasticciate. L'unica patologia voluta, creata e aggravata dai politici che poi strillano sono i tempi intollerabili. 2 anni di udienza preliminari sul Matteo Minor, 5 anni e mezzo per la sentenza sul Matteo Maior. Il GUP di Firenze, in base alla schiforma Cartabia, ha ritenuto che gli indizi portati dai PM e decimati da consulta e Cassazione non bastassero a rendere probabile una condanna per finanziamento illecito, corruzione e traffico di influenze sui fondi versati da gruppi privati alla Fondazione Open dei Renziani, che poi in alcuni casi si attivavano per i donatori. E ha negato finanche il processo. A Palermo il Tribunale ha ritenuto, con la formula il fatto non sussiste, che il sequestro di persona non si applichi al Ministro dell'Interno che nell'agosto 2019 rifiutò di comunicare il porto sicuro a una nave carica di migranti a largo delle coste italiane, negando lo sbarco anche ai minori, malgrado l'ordine del Tribunale minorile e 2 lettere del Premier Conte che gli intimava di compiere il suo dovere. Quindi sentite quello che dice Travaglio: se si è arrivata a questa decisione è colpa delle schiforme ultragarantiste, perché tanto la sua linea la sappiamo, no? Quella ultragiustizialista, per colpa di queste schiforme, tra cui anche la Cartabia, che poi hanno reso inevitabile queste decisioni. E poi lui sostiene, vedete, Conte in realtà, come dire, si era rinsavito, aveva mandato delle lettere al Premier per il caso Onveranza dicendo no, quelli devi far sbarcare, devi assolutamente farli attraccare, per giustificare questo cambio di idea e anche comunque questa schizofrenia, trasformismo. Ma in realtà Conte sapevamo che stava già iniziando a tramare contro Salvini perché era geloso della sua ascesa elettorale e stava già ordendo il complotto. È febbraio di quell'anno che parlottava con la Merkel e diceva no, criticando il suo collega di governo, parlandone male con il rappresentante di un altro Stato sovrano, che diceva no, Salvini su quelle idee lì non molla, è contrario all'immigrazione, eccetera, incontrollata, non so come fare cambiare idea. E poi in Europa i grullini, tanti populisti ed euroscettici che votavano per la von der Leyen, quindi stava già cambiando qualcosa lì. E allora qui conclude Travaglio:
Per conoscere le ragioni dei due verdetti bisognerà appunto attendere le motivazioni che nessuno può conoscere, ma già si sa ciò che i giudici non potranno scrivere, cioè che i comportamenti oggetto dei due processi fossero eticamente e politicamente ineccepibili. I fatti, a prescindere dalla rilevanza penale e dalle valutazioni giuridiche, erano già noti e inequivocabili da prima. E solo una classe politica giornalistica miserabile, sentite qui che scrive Travaglio, quella italiana, ha bisogno di aspettare la sentenza per dare il proprio giudizio, che non deve riguardare i reati, ma i fatti, e qui la sua condanna morale. Non serve un giudice per stabilire che trasformare una corrente politica in una fondazione, schermando i nomi dei finanziatori e in barba al dovere di trasparenza verso gli elettori, così come, sentite cosa scrive, lasciare arrostire in alto mare sotto il sole di agosto decine di disgraziati per allungarne il calvario in cambio di qualche voto, è peggio di un reato, è una vergogna. Quando, anche qui, falsità, l'abbiamo detto, Matteo Salvini aveva sempre dato indicazioni per altre porti, potevano andare in altre parti, e appunto era stato l'accanimento del comandante di quella nave che voleva andare a tutti i costi appunto a Lampedusa. Prima di far allora sentire questo video sulla Lega Lombarda e collegarci con Matteo Desio, come promesso, spazio ancora ai detrattori, perché leggiamo almeno la conclusione dell'editoriale di Giannini di oggi sulla Repubblica. Vedete l'assoluzione di Salvini, prima notizia, Germania, terrore al mercatino di Natale, e poi qui la sua riflessione, vedete appunto la fine di un alibi politico, quello che stavamo dicendo. Continua a pagina 35, vi leggo solo questo appunto nella conclusione, perché poi qui ovviamente lui elenca tutte le sue argomentazioni, Massimo Giannini, ma poi si scaglia anche contro Milei, contro Musk. Questa soluzione, vi leggo qui dal passaggio centrale, paradossalmente, sentite cosa scrive anche lui, non rafforza Salvini, lo lascia inerme e indifeso di fronte alle altre battaglie che sta davvero perdendo. Se l'avessero condannato, il copione era già scritto. Nel solco del più grande maestro del genere, Berlusconi, ora del suo allievo migliore, Trump, aveva già preparato il suo furente martirologio. Dietro alla cortina fumogena di un accanimento giudiziario eversivo avrebbe nascosto tutti i fantasmi che lo inseguono nei palazzi e nelle piazze. Da perseguitato politico avrebbe costretto l'intero carroccio a ricompattarsi e a marciare al suo fianco, rinviando sine die la resa dei conti richiesta da un fronte del nord che gli rimprovera il fallimento della Lega, partito della nazione, costato 7 milioni di voti dalle europee del 2019 ad oggi. E insomma, pensate un po', quindi Massimo Giannini che dice adesso è assolto, questa battaglia apparentemente è vinto, ma adesso si ritrova a 10.000 problemi e non può più agitare questo spettro della persecuzione giudiziaria, e si ritroverà le sue grane interne soprattutto dal fronte del nord. Insomma, altro non sanno dirsi, inventarsi, pur sempre di descrivere l'avversario come sul punto di collassare, ormai come già perso, già definitivamente sconfitto. Abbiamo sforato. Allora Lorenzo, facciamo sentire il video sulla Lega Lombarda e ci colleghiamo con Matteo Desio. Da inizio 2021 ad oggi, in anni segnati dalla crisi pandemica e dalle difficoltà economiche, la Lega Lombarda ha continuato a essere una forza potentissima, centrale nella politica della nostra regione e di tutto il paese. Questo grazie a radici profonde, identità forte e visione per il futuro. In questi 4 anni sono stati realizzati oltre 3.850 gazebo in ogni angolo della Lombardia, con 15 gazebate regionali e federali. Più di 120 feste, 42 assemblee di militanti e ben 20 convegni dedicati all'autonomia. Abbiamo celebrato il nostro 40° anniversario, affrontato elezioni comunali, regionali, politiche ed europee, sempre con lo stesso obiettivo: servire i lombardi. La Lega Lombarda è fatta di persone, 500 sezioni locali, 16 sezioni provinciali e 12.000 iscritti, 220 sindaci, 380 assessori, 1.100 consiglieri comunali e 2 presidenti di provincia. In regione siamo rappresentati con 15 consiglieri, 5 assessori, un sottosegretario alla giunta e il presidente Attilio Fontana. E ancora, in Parlamento, 9 senatori, 16 deputati, 2 sottosegretari di governo, il vicepresidente vicario del Senato e 5 ministri: Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli,
Giuseppe Valditara e Matteo Salvini, e in Europa 2 eurodeputati che portano la nostra voce oltre confini. Un coordinatore regionale, Fabrizio, a cui va il nostro ringraziamento per questi anni di lavoro, e un segretario federale, Matteo. E ora, verso una nuova pagina della nostra storia, con lo stesso entusiasmo, la stessa visione. Radici, identità, futuro, da 40 anni al servizio dei lombardi. Scriviamo la storia. A voi la linea. Grazie Lorenzo, grazie a te Matteo e scusaci per l'attesa e ben ritrovato. Buongiorno a tutte e a tutti, buone feste, buone feste. Grazie a te per avermi qui. Grazie Matteo. E allora a te il commento proprio riassuntivo, riepilogativo di tutto quello che ci siamo detti e quanto non abbiamo ancora detto pensando ai messaggi. Soprattutto ti chiedo Matteo a questo punto chi è il grande vincitore ma chi è il grande sconfitto, perché sono tantissimi per questo caso qui, i PM, la sinistra, Conte, Grullini che si sono sconfessati, non si sa Io veramente chi ha direi perso che di più. ha vinto lo Stato di diritto, nel senso che ha vinto finalmente quella parte di Stato, quella parte di Stato che è intenzionata a rispettare la legalità, che non è molto simpatica ai sinistri di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, dato che hai ripreso Musk durante la rassegna stampa con Donald Trump, non era simpatica ai democratici perché vogliono far entrare chiunque praticamente all'interno dei loro confini, se praticamente chiunque entri illegalmente, perché invece gli immigrati irregolari americani devono purtroppo per loro sottostare a una serie di cavilli burocratici enormi. La stessa cosa in Italia, i nostri cari sinistri conterranei, concittadini, sono veramente portatori di questa battaglia praticamente allo Stato di diritto, fanno finta di equiparare gli immigrati irregolari con quelli invece regolari che rispettano anche loro tutta la burocrazia utile per rimanere all'interno di questo paese, dimostrare di essere integrati, dimostrare di poter lavorare. Tra l'altro, Travaglio, tutti questi personaggi si scordano che chiunque abbia una situazione realmente problematica nel proprio paese d'origine, con un processo regolare può dimostrare benissimo di poter avere i requisiti per ottenere l'asilo politico qui in Italia, come è successo a tante persone. Pertanto è giusto rispettare lo Stato di diritto ed è giusto che Matteo Salvini, ad esempio, sia stato assolto perché ha dovuto difendere innanzitutto il proprio programma politico, ma anche, come dicevo prima, lo Stato di diritto, nel senso che ha difeso la legalità del nostro amato, si spera per tutti, anche se qualcuno forse mente, paese. Esattamente, non solo il programma elettorale, ma proprio la difesa del proprio paese. Ed è una vicenda, abbiamo detto, anche abbastanza kafkiana, no? L'abbiamo sentito questo aggettivo, questo processo non sarebbe nemmeno dovuto iniziare, lo hanno scritto anche Belpietro e Cerno, non siamo riusciti a leggere anche i loro 2 editoriali, mannaggia, comunque li potete sempre recuperare anche online, no? Da giornalone, perché poi abbiamo sentito i detrattori, i critici. Però ecco, l'accusa che è stata mossa da tanti, ora leggo i vostri messaggi, è questa: questo processo qui si è costruito su basi politiche fatiscenti, ma perché non farla pagare ai magistrati, ai PM che si sono incaponiti su questo, che si sono accaniti? E allora Matteo, prima di chiederti la tua risposta, ti leggo per esempio, qui c'è scritto, no? Adesso bisogna far pagare a quei magistrati le spese processuali, oppure, ma se il reato non sussiste, vanno indagato quei magistrati, i giudici che hanno processato il nostro ex ministro dell'interno, ora appunto ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini. Insomma, si chiede anche di ripensare, riformulare una responsabilità del magistrato che sbaglia, e quindi Matteo, la domanda di prima, o meglio, il tema di prima, con cui ha concluso pure Bruno Vespa il suo editoriale, urge una riforma della giustizia.
Esatto, non è possibile che un magistrato possa alterare, possa danneggiare la vita pubblica e privata di un cittadino, in questo caso la fortuna, tra virgolette, è stata che era un ministro e quindi una persona che può anche sostenere certe spese processuali e anche una difesa mediatica maggiore rispetto a un comune normale cittadino. Ma è un problema di fondo che la magistratura, come anche hanno sottolineato i nostri sempre attenti radioascoltatori, che la magistratura non subisce mai delle ripercussioni per un lavoro sbagliato, perché molte volte sono costretti assolutamente a procedere per le vie penali anche per il loro lavoro, ma altre volte, come in questo caso, sono iniziative personali quasi da protagonismo, possiamo dire, del singolo procuratore. Sì, da narcisismo giudiziario. E ultimissimi secondi, perché giustamente se no Lorenzo mi mette in mora, anche perché fra poco inizia proprio l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, una tua anticipazione spoiler sul programma di lunedì, te la rido io l'America, perché ci sono tanti temi, Musk, no, che interviene, Trump che dice spese per la NATO, se no siete fuori dalla NATO. Esatto, quindi parleremo di politica estera, parleremo di quanto spendono gli Stati Uniti in confronto, in proporzione ovviamente, perché chiaramente la spesa americana è senz'altro maggiore di tutti gli altri stati, ma quanto spendono loro, quanto sia giusto anche, chiederò ai radioascoltatori, quanto sia giusto che l'Italia spenda quella cifra, la cifra necessaria per raggiungere i paletti della NATO, quanto siano giuste anche le parole di Donald Trump ed Elon Musk, quindi vi aspetto sempre su Te la rido io l'America alle 9:35 del lunedì per avere un'infarinatura sulla politica americana e per cominciare al meglio la settimana. Grazie mille Matteo, grazie a Lorenzo che ci ha assicurato questa conduzione, questa regia, grazie a tutti voi, e insomma grande vittoria, però la battaglia continua, avrebbe da dire metaforicamente, si continua ad agitare lo spadone a due mani, no, di Brevard. Grazie a tutti voi, veramente buona domenica, buon weekend, buon Natale, buone feste, buon Santo Natale, ciao a tutti. Buon Natale.